Ben ritrovati dalla redazione. Il Friuli Venezia Giulia, l'Italia e l'Europa perdono un politico di straordinaria visione come è stato l'amico onorevole Isidoro Gottardo. Le parole sono del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza in merito alla prematura scomparsa dell'ex politico regionale. Perdiamo un uomo per bene, sottolinea il primo cittadino, un politico dalle grandi capacità che ha dato tanto alla nostra regione e si è sempre battuto per gli interessi del Friuli Venezia Giulia. Non si conoscono ancora gli autori dei diversi furti commessi all'interno di una struttura, quella della scuola di polizia nel mirino di Armadietti degli Allievi, ma è quantomeno curioso che a sparire siano stati gli effetti personali degli armadietti dei futuri poliziotti. Non è un'invenzione, ma ciò che è stato segnalato dalla direttrice della scuola di polizia di via Damiano Chiesa di Trieste, la dottoressa Antonella Garnielutti. La struttura del rione di San Giovanni, intitolata Vincenzo Raiola in questi giorni, vede la presenza degli allievi del 229° corso. Dopo la segnalazione giunta nella serata dell'altro ieri, sul posto si è portata anche la scientifica per i rilievi del caso. La rete di TIM ha registrato ieri numerose criticità e blackout a Trieste. Secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti online, i disservizi sono iniziati poco prima delle 17. In tutta Italia si sono registrate oltre 15.000 segnalazioni. La presenza del Friuli Venezia Giulia all'Expo di Osaka è una straordinaria opportunità per far conoscere culture, eccellenze, bellezze e tradizioni del territorio ad un pubblico che conosce ancor poco questa parte dell'Italia. È quindi fondamentale stringere sempre più collaborazioni con il Giappone e quest'area del mondo anche da un punto di vista economico. Le nuove rotte commerciali che si possono attivare con il Far East possono diventare strategiche per lo sviluppo del sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. Lo ha affermato il governatore Massimiliano Federica presentando la partecipazione della regione all'esposizione universale di Osaka in Giappone, pronta ad ospitare circa 30 milioni di persone. Lavori al via lunedì 31 marzo per il rifacimento di un ponte lungo la strada regionale 60 che dalla località Cinque Strade nel comune di Azzano Decimo conduce verso la frazione di Cimpello di Fiume Veneto. L'intervento, per un importo complessivo di 600.000 euro, rientra nel piano ponti di EDR Pordenone, un programma di sostituzione o rifacimento di ponti, viadotti strategici per la rete viaria regionale che presentano criticità strutturali e che quindi necessitano di essere messi in sicurezza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo variabile con possibili piogge sparse o rovesci più probabili nel pomeriggio sulla zona montana e sull'alta pianura, verso sera su bassa pianura e costa, possibili anche isolati temporali, quota neve oltre 1500-1800 metri, vento da nord-est moderato in quota, bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, a tratti anche sostenuta a Trieste e sul Carso. Temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, le massime fra 16 e 19, sulla costa minime fra 7 e 10, le massime fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.